Ben ritrovati dalla redazione. Scoppia una lite in pieno corso Italia-Gorizia, protagonista tre minorenni. Ad un certo punto spunta un coltello e uno di tre rimedia una ferita, fortunatamente non grave, ad una gamba. Succede tutto in pochi minuti nell'area del centro interno intermodale passeggeri che, come noto, è stato spostato temporaneamente dall'area della stazione ferroviaria oggetto di ristrutturazione al primo tratto di Corso Italia. Parcheggiano le loro auto la sera e la mattina dopo le ritrovano con le fiancate rigate, senza cerchioni, addirittura con scritte a pennarello sul cofano: non parcheggiare. I residenti di via dei Papaveri e Opicina sono esasperati. Da 3 mesi devono fare i conti con uno o più vandali che si divertono a danneggiare i veicoli in sosta, almeno una mezza dozzina nelle ultime settimane. Il tratto più colpito è quello compreso tra gli alloggi Ater e il ristorante pizzeria al Cavallino. Un giovane conducente di una motocicletta è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara a Trieste dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a San Giacomo. Il ragazzo, per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno accompagnato a Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi, si sono verificati disagi al traffico con rallentamenti. La superstrada A4 in Slovenia rimarrà chiusa solo 7 mesi invece di 18. L'accordo è arrivato dopo mesi e mesi di trattative tra le autorità italiane e quelle slovene. È stato ufficializzato in occasione di un incontro in prefettura a Trieste. La chiusura riguarderà il periodo tra la fine di agosto e il mese di novembre di quest'anno e il mese di luglio e novembre nel 2026. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo coperto al mattino, precipitazioni diffuse da abbondanti e intense in montagna, nevicate abbondanti in quota fino a 900-1200 metri sulle Alpi, 1400-1600 sulle prealpi, temporaneamente fino a fondovalle sul Tarvisiano. Sulla costa vento moderato da nord-est. Nelle ore centrali, sulle zone centro-occidentali, temporanea attenuazione o cessazione delle precipitazioni che ricominceranno diffusamente dalla sera. Temperature minime in pianura fra 7 e 10, sulla costa fra 9 e 11 gradi, le massime in pianura fra 10 e 13, sulla costa fra 11 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.